No a parentopoli, no ad amici, no a tessere di partito, ma gente meritevole con competenze chiare e trasparenti. Ricetta 5 stelle per il comune di Padova, quasi 2000 dipendenti e la costellazione delle partecipate. Un'unica lista in suo sostegno, Simone Borile snocciola proposte di cui può farsi vanto. Non altrettanto gli altri candidati che a urne chiuse potrebbero trovarsi in una situazione diversa e passare per le varie nomine dal vaglio del curriculum al conteggio delle preferenze. Io mi chiedo a questo punto come Giordani e Bitonci sceglieranno i propri candidati, soprattutto perché dovranno scendere a compromessi viste le numerose liste che li appoggiano. Stop a piccoli centri di potere, stop a nomine di favore con pungolatina all'ex sindaco. Bitonci sappiamo però avere anche nominato 2 suoi dirigenti provenienti da Cittadelle. L'ex sindaco, candidato di un centrodestra unito più che mai sul programma, intanto sul nuovo ospedale promette ai padovani di dare il via ai lavori. La bozza dello schema di accordo di programma, faccio vedere anche ovviamente con la mia firma, dell'accordo di programma sul nuovo polo ospedaliero a Padova Est. E continua la guerra di stanze tra il presidente della Camera di Commercio e i commercianti del centro e del bitonciano Massimiliano Pellizzari, che hanno inviato un esposto a Ministero e Regione contro Fernando Zilio, chiuso in un ostinato silenzio. In Camera di Commercio a Padova fino ad oggi è stato ricevuto solo un candidato, il candidato del centro-sinistra. Vorremmo capire che accordo e che tipo di intesa sia stata raggiunta tra il candidato del centro-sinistra e il presidente della Camera di Commercio, che è il presidente di un ente pubblico.